Si dice che ogni viaggio cambi, almeno in parte, chi lo intraprende. Qualcuno ha addirittura supposto che sul viaggio e sulla forza della mobilità si fondi il procedere della storia e l'evoluzione dell'uomo su questo pianeta. In ogni caso, che sia vero o no, credo che viaggiare sia un po' come entrare in un'altra dimensione di tempo e di spazio. Con il viaggio si esce dal ritmo scandito del vivere quotidiano, si va incontro a territori sconosciuti, si conoscono nuovi compagni. Talvolta sembra di inoltrarsi in un mondo diverso, mentre invece siamo tutti ospiti di un unico pianeta, un solo corpo vivente su questa terra. Eppure, con il nostro viaggio nel Hindu Kush afghano, mi è sembrato in più momenti di entrare in un altro universo. È stato un viaggio anche nel tempo, un passo all'indietro nella storia in un paese dimenticato. Che qualcosa sia cambiato in noi è probabile. Una cosa è certa, il viaggio compiuto per portare sul punto più alto dell'Afghanistan il Monte Noshak, un simbolo di pace, ha definitivamente cambiato la visione che ognuno di noi aveva prima, più o meno precisa di quella lontana terra. L'avventura vissuta in Afghanistan rimarrà in noi per sempre, come il ricordo di un bel sogno. In queste immagini c'è una parte di quanto abbiamo visto e vissuto, di quello che la spedizione alpinistica e umanitaria Oxus, Montagne per la Pace, è stata. Il nostro arrivo in Afghanistan è salutato dall'effigie del comandante Massoud, elemento iconografico onnipresente di quella che è oramai una figura leggendaria, eroe nazionale, assunto a simbolo dell'indipendenza di questo paese. Adesso vediamo un attimo quelli che sono, dove andiamo. Presto la nostra sì. Kabul ci accoglie immersa nel traffico tipico delle città asiatiche e con ancora ben evidenti i segni di una guerra conclusa solo da pochi mesi. Già durante l'atterraggio, i resti degli aerei abbattuti ai bordi della pista e lo stato di allerta dei militari tedeschi che presidiano l'aeroporto ci avevano preannunciato il contesto. I racconti del generale Mario Fiorese, responsabile dell'organizzazione umanitaria non governativa Intersos, che si occupa dello sminamento in Afghanistan, ci fanno comprendere come qui la situazione sia ancora molto precaria. Ci sistemiamo in parte presso la sede di Intersos, in parte in una guest house vicina. Momenti intensi i primi trascorsi a Kabul. Il nostro cicerone è Mario Fiorese, gentilissimo e molto simpatico. Per noi è come un Virgilio. È la nostra guida per la visita attraverso un territorio che ha molto in comune con i gironi dell'inferno dantesco. Quelle che vediamo assomigliano alle anime perdute di un popolo dimenticato per oltre 30 anni dalla comunità internazionale, dal mondo intero. Sul loro volto, nei loro corpi, è ancora vivo e visibile il segno delle guerre che le hanno martoriate. Appaiono davanti ai nostri occhi donne abbandonate o vedove che chiedono l'elemosina, profughi, militari del contingente internazionale di guardia in soccorso a chi si è perso nel dramma afghano. È una città che, nonostante tutto, si sforza di ritornare verso la normalità. Fuori dalla capitale non è così. Solo sul tratto di strada che da Kabul conduce al passo Maipar Gorge, lungo la strada per Jalalabad, negli ultimi 6 mesi sono stati recuperati ben 2500 ordigni esplosivi. Mario Fiorese ci spiega come è stata compiuta l'opera di sminamento dell'area. I sassi verniciati di bianco delimitano le zone bonificate. I segni di vernice rossa segnano le ampie zone ancora minate. Explain that these people are now just only visiting this place, but they're going to Badakhshan. Un'altra tappa. Il centro ortopedico della Croce Rossa Internazionale a Kabul.
Il responsabile della struttura è il dottor Alberto Cairo, che da 13 anni lavora in Afghanistan, dedicandosi al recupero delle vittime di guerra e delle mine. Veniamo accolti dal direttore del centro ortopedico, Najimuddin, fisioterapista e collaboratore del dottor Cairo. Presso la struttura, oltre ad assistere le vittime di ordigni esplosivi, fornendo loro le protesi e guidandoli durante il periodo di cura riabilitativa, vengono anche prodotte in proprio protesi di vario tipo, stampelle e sedie a rotelle. Molto del personale che opera presso il centro di riabilitazione ha vissuto in prima persona il dramma di essere vittima di un ordigno esplosivo. Scatto delle foto, ma la mano è malferma e provo un grande imbarazzo. Non riesco ad esprimere a chi mi è vicino ciò che provo con le parole. Non sono l'unico. Ciascuno resta chiuso nelle proprie emozioni, nella propria vergogna di appartenere al sistema che ha prodotto la sofisticata tecnologia che è all'origine di un simile orrore. Un senso di spaesamento ci coglie durante i primi giorni di permanenza a Kabul. Ci siamo chiesti più volte, in questi momenti, cosa potesse avere in comune una spedizione di alpinisti alla vetta di una montagna dell'Himalaya con la pace in Afghanistan. Non dovrebbero forse esserci delle priorità? Prima di pensare a questo tipo di iniziative, non sarebbe meglio e maggiormente necessario pensare a sminare il territorio, a soccorrere i senza tetto, a provvedere agli aiuti alimentari e all'emergenza sanitaria? Già prima della partenza dall'Europa, probabilmente, ognuno di noi si era posto questa domanda. Quale utilità può avere una bandiera di pace portata sulla più alta vetta dell'Hindu Kush afghano, il Monte Noshak, a 7.492 metri? Tuttavia, durante la nostra visita al contingente militare italiano di stanza a Kabul, il soldato che ci scortava mi ha detto: «Qui anche un sorriso ad un bambino può essere molto importante». Queste parole hanno continuato ad accompagnarmi durante tutta la nostra permanenza sulle montagne dell'Hindu Kush e mi hanno convinto di una cosa. La spedizione di cui facevamo parte poteva rappresentare molto di più di quanto potesse sembrare ad un primo momento. In un paese dove la religione ha nella vita delle persone un ruolo più rilevante della stessa esistenza materiale, il nostro gesto poteva caricarsi di un significato molto diverso da quanto un occidentale potesse immaginare. Poteva rappresentare un segnale forte di pace ritrovata, al di là degli aiuti più concreti, pur indispensabili. Partiamo da Kabul in aereo e ci ritroviamo, una volta atterrati, all'interno dell'aeroporto deserto e semidistrutto di Faizabad. Il paesaggio è surreale. Solo un piccolo aereo delle Nazioni Unite fermo sulla pista. Più in là, dentro un piccolo edificio diroccato, alcuni militari dell'Alleanza del Nord di guardia. È il nostro arrivo nella regione del Badakhshan. Ci dirigiamo verso Faizabad, capoluogo della regione. Veniamo accolti da Mir Zaidullah, rappresentante della comunità locale, che abbiamo conosciuto alla conferenza stampa di presentazione a Kabul. Ci dà il benvenuto nella regione del Badakhshan. La prima sosta è al mercato, dove compriamo dell'acqua minerale per i prossimi giorni, perché ci hanno avvisato che questo è l'ultimo posto dove se ne trova. È difficile procedere lungo le piste afghane. Durante i trasferimenti sulle strade scavate nelle montagne è quasi impossibile usare la telecamera. Le buche sono enormi e siamo costretti ad un continuo lavoro muscolare se non vogliamo sbattere continuamente contro le pareti interne del pulmino. Un tratto di strada è franato, spazzato via dalla violenza dell'acqua del fiume che costeggia la via verso Baharak. Degli operai sono all'opera.
ci vorrà ancora molto duro lavoro prima che possano dire di aver ripristinato il tratto di strada franato. Durante l'occupazione sovietica dell'Afghanistan, quasi l'intera rete stradale era stata asfaltata. Ora, dopo il lungo periodo di guerra, di quella rete stradale non rimane più quasi nulla. Tutti i tracciati sono stati distrutti dai combattimenti o dalla violenza della natura. La completa mancanza di un'adeguata manutenzione ha completato l'opera. Dopo Baharak si susseguono per chilometri e chilometri campi di papavero da oppio. Ci stiamo inoltrando sempre più nelle strette vallate del Hindu Kush. Fotografiamo ed ammiriamo i colori di questi fiori della morte, l'incantevole bellezza delle valli, le montagne, con uno stato d'animo fra lo stupito e l'attonito. Come può un fiore così bello generare tanto orrore, spezzare una vita? Sebbene sia un'attività illegale e severamente vietata dalla legge, in Afghanistan si produce e si vende droga perché non si ha altro da produrre e da vendere. Questa è la drammatica realtà. Gli unici a non produrre oppio sono le popolazioni di fede musulmana ismailita che vivono nel Wakhan, dove siamo diretti noi, perché è contrario ai loro principi religiosi. Abbiamo attraversato l'Afghanistan settentrionale divisi in due gruppi, parte in aereo e parte a bordo di pulmini. Ci ritroviamo nuovamente tutti assieme a Ish-Kashim, dove sono già ad attenderci da molti giorni Saeed Akmal, componente afgano di Oxus, Fausto De Stefani, uno dei pochi alpinisti al mondo ad aver scalato i 14 mila della Terra e garante di Mountain Wilderness, e Alessandro Oietti, Yeti per gli amici, operatore televisivo della Panacon di Roma, che assieme a me realizzerà le riprese della nostra spedizione. Oxus Montagne per la Pace, come ci ha già ricordato molte volte Carlo Alberto Pinelli, il suo ideatore sin dall'inizio, è una spedizione mediatica. E dunque la riuscita della parte comunicativa e di immagine verso l'esterno conta non meno del successo alpinistico. Per contribuire in questo, convinta del grande valore dell'iniziativa, la Regione Friuli Venezia Giulia ha fornito il suo sostegno, offrendosi come terminale privilegiato delle informazioni inviate quotidianamente via satellite dalla spedizione e rendendole disponibili assieme alle immagini fotografiche in un sito web appositamente realizzato. Al momento il lavoro si concentra sulla preparazione dei carichi, che dovranno essere trasportati a spalla dai valligiani locali durante i 3 giorni di trasferimento a piedi nella valle che conduce al Noshak. Possiamo contare sulla completa disponibilità e collaborazione del governatore di Ish-Kashim, che ci ha messo a disposizione la sede del governatorato e gli uomini necessari. La più grossa preoccupazione, tuttavia, sono i campi minati. Fausto e Alessandro sono partiti prima dall'Italia proprio in conseguenza della notizia caduta su di noi come un macigno della presenza di mine sul percorso che conduce al campo base. Le strettoie della valle, al termine della quale si innalza il monte Noshak, sono state minate dai mujahideen locali alcuni anni fa. La ragione era legata al timore che truppe pakistane, mascherate da volontari talebani, potessero infiltrarsi alle spalle dell'esercito dell'Alleanza del Nord, utilizzando un valico che, anche se di difficilissimo accesso, collega la regione con quella del Chitral, in Pakistan. Nessuna informazione riguardante questa iniziativa sembra fosse in possesso del governo centrale di Kabul, che infatti aveva ripetutamente assicurato al capo missione che non c'erano campi minati tra le montagne del Hindu Kush. Una squadra di esperti sminatori, appartenente all'organizzazione non governativa italiana Intersos, andatasi lassù la settimana prima, non aveva potuto fare altro che verificare la fondatezza della notizia. Non si sarebbe fatto in tempo a bonificare la valle affinché noi, assieme agli oltre 130 portatori, potessimo passare lungo il sentiero. Questa era la prima difficoltà sul nostro percorso. Siamo entrati nel corridoio del Wakhan, l'antica via della seta. Stiamo percorrendo l'itinerario compiuto e descritto da Marco Polo. La strada passa vicinissima al fiume Amu Daria, quello che gli antichi greci chiamavano l'Oxus. In questo tratto segna il confine con il Tagikistan.
Sull'altra sponda scorgiamo in lontananza dai finestrini le recinzioni di filo spinato, le postazioni militari, le strade asfaltate e i tralicci della rete elettrica. È un altro mondo. È come lanciare un'occhiata per un istante dal Medioevo sull'epoca contemporanea. E poi, una volta abbandonato il corso del fiume e svoltato verso est, ritornare immediatamente indietro nel tempo, avvolti in una nuvola di polvere, alzata dal nostro unico anello di congiunzione con la realtà della tecnologia. Il mezzo che ci trasporta. L'ufficio stravolto. Fa così finché ci sono i denti, quando non ci sono più i denti non gratta più. Ancora un sussulto su una buca, una svolta a destra, e sullo sfondo, colpito dalla magica luce radente del pomeriggio, ecco apparire il villaggio di Casidè. Siamo finalmente giunti a destinazione. Da qui si proseguirà a piedi. Entriamo tra le montagne. La mattina della partenza verso Enoshak ci offre un cielo terso, di un azzurro intenso. L'aria è fresca e alle prime luci i portatori preparano i carichi per il trasporto. La lunga fila si muove. Prima disordinatamente in discesa lungo la strada bianca, poi sui verdi prati che conducono all'imbocco della stretta gola di accesso alla montagna. A dividere i 136 valligiani in gruppi di 10 c'è un uomo dall'aspetto fiero. Ha due occhi scuri. Le rughe che segnano la pelle del volto e la barba nera danno un particolare rilievo allo sguardo, profondo e penetrante, e la sensazione a chi lo guarda di essere sotto costante esame. Ghulam Saki è il comandante militare della zona di Iskashim e del corridoio del Wakhan. È l'uomo che a suo tempo diresse le operazioni di posa delle mine. È nato a Baharak, nella regione del Badakhshan. Ha 37 anni, è sposato con 8 figli, ma il suo aspetto denota un'esperienza e una maturità che va ben al di là di quanta se ne possa attribuire ad un uomo della sua età. Già a 18 anni si unì ai Mujahideen di Massoud per combattere tra le montagne. È lui che guida la lunga colonna. Quasi onnipresente, procede di fianco ai portatori. Li supera, poi attende di vedere gli ultimi sopraggiungere. Passa di nuovo innanzi alla fila e dall'alto dei massi, sempre con l'aria di chi non sente fatica alcuna nel procedere di corsa in salita, controlla tutti, alpinisti compresi. Durante i 3 giorni di marcia d'avvicinamento ci ha guidato per superare le 2 zone minate. La prima fascia di mine è stata posta alla confluenza di 2 valli, in corrispondenza di una strettoia, e ha costretto alpinisti e portatori ad abbandonare il sentiero principale per innalzarsi sul lato destro della valle, lungo ripide pietraie. Si sono dovute attraversare all'alba le gelide acque di un profondo e tumultuoso torrente, per poi salire lungo un altro ripido pendio di circa 200 metri e traversare, tenendosi alti in costa, lungo un'esile traccia di sentiero segnata dai portatori, a mezza costa, sul fianco destro della gola. E infine discendere nuovamente nel fondovalle, su una scogliera di massi instabili di granito. La seconda zona minata, posta in corrispondenza di uno slargo della valle, prima che i verdi pendii erbosi si trasformino in detriti di morena di proporzioni ciclopiche, è stata superata con minori difficoltà. L'ultima giornata di marcia ci ha condotto sopra il fronte del ghiacciaio.
Il percorso si è svolto prima a fianco del torrente, sotto impressionanti pareti di roccia marcia che incombevano sopra la nostra testa. È proseguito poi sopra i massi della stessa morena e lungo il suo margine sino al pianoro scelto per il campo base, ad una quota di 4.450 metri di altitudine. L'allestimento delle tende, il controllo dei carichi, una lunga fila di bidoni, scatoloni e sacchi allineata per l'intera lunghezza della spianata sassosa, il pagamento dei portatori, sempre sotto lo sguardo vigile di Gullam, hanno concluso l'ultima tappa del nostro lungo e faticoso percorso di avvicinamento. Dopo la partenza dei portatori, con la loro colorata e allegra confusione, il silenzio delle montagne ci ha avvolto all'improvviso. Alle volte anche un desolato pianoro in mezzo alle morene può risultare un luogo confortevole. Bastano una decina di tende, un ruscello glaciale e i raggi del sole, che ridiano tepore alla gelida aria dei 4.500 metri di altitudine. Il nostro campo base è stato sistemato. La sveglia è subito dopo l'alba. Tutti gli alpinisti salgono verso quota 5.300 metri, dove verrà installato il campo 1. Per una volta ancora, sopra di noi, c'è un lungo tratto di morena da percorrere con fatica. Il Noshak sovrasta imponente la nostra lenta ascesa. A 4.800 metri, praticamente alla stessa altezza della cima del Monte Bianco, organizziamo un deposito di materiali, grazie all'aiuto dei 3 portatori rimasti con noi. Loro scendono, noi continuiamo a salire. È il primo assaggio della parete. Passo dopo passo, procediamo lungo lo scivolo di neve posto a sinistra della cresta nord-ovest della montagna. 500 metri di dislivello su un tratto di parete non difficile, ma comunque molto impegnativo, per un fisico che inizia ad acclimatarsi all'aria rarefatta dell'alta quota. Il luogo scelto per il campo è posto in un avvallamento creato da un crepaccio, sul margine destro di una serie di seracchi e poco sotto il punto dove lo scivolo di neve incontra la cresta rocciosa che scende dalla vetta del Noshak. Alla fine della spedizione scopriremo che si trattava di un ponte di neve a chiusura dell'enorme crepaccio, meno sicuro di quanto non avessimo supposto. Campo 1 al campo base, siamo arrivati a quota 5.300 e stiamo scavando le piazzole per il campo base. Fausto ha trovato un ottimo posto, protetto anche da eventuali slavine. Comunque metteremo una corda fissa, così in caso di pericolo uno si può allontanare velocemente e andare sulla cresta. Passo. Già da questo primo assaggio della parete comprendiamo che salire sulla vetta non sarà una cosa banale. Il Noshak non è una montagna facile. Nei quasi 30 anni di isolamento, le sue condizioni si sono modificate di molto e in peggio. Al di sopra dei 6.500 metri di altitudine è presente una fascia di roccia scoperta, un risalto roccioso alto oltre 200 metri, che rappresenta una difficoltà di non poco conto. La roccia è marcia e malsicura, lavorata dal manto nevoso che l'ha ricoperta per centinaia di anni. Il solo allestimento del campo 2, oltre i 6.000 metri, e soprattutto del campo 3 a quasi 7.000 metri di altitudine, costa molta fatica alla squadra di Oxus, che si alterna per giorni sulla parete. La scalata al Noshak, per gli alpinisti di Oxus Montagne per la Pace, rappresenta un grande sacrificio fisico.
Ma la conquista di quel simbolo di pace che è la sua vetta ha un'altra faccia nascosta. Comporta per ognuno anche un altro genere di tributo individuale, ben più oneroso. Qualcosa che non si limita al solo lavoro fisico. Dietro un po'. Dai. Maronna mia. Mamma mia. Non tutti sono arrivati in cima. Alcuni si sono dovuti fermare più in basso e nonostante ciò tutti hanno lavorato duramente per il risultato complessivo. Chi invece ci è arrivato non l'ha fatto senza uno sforzo enorme. Una dura prova non solo fisica, ma anche psicologica, senza alcuna certezza di raggiungere il risultato fino all'ultimo metro. Fausto De Stefani, dopo aver bivaccato una notte a 7000 metri con il solo sacco a pelo, stava tentando di salire in solitaria la vetta con enorme difficoltà. La notte era stata molto fredda, anche al campo base. Alle 10 del mattino Fausto non aveva ancora chiamato alla radio e nonostante le innumerevoli ricerche con il binocolo, non eravamo riusciti ad avvistarlo. Alle 13:15, mentre per l'ennesima volta osserviamo il nevaio al di sopra del campo 2, lo vediamo. C'è un puntino in movimento. È lui che sta scendendo dalla cima. Il suo passo è veloce e sicuro. Alle 16:30 arriva al campo base dopo aver percorso, oltre gli ultimi 500 metri di dislivello in salita, dal campo 3 alla vetta, anche 3000 metri di dislivello in discesa. Ci racconta le 2 intense giornate, tra gli abbracci e le strette di mano di tutti noi. La bandiera della pace è giunta in vetta per la prima volta dopo 30 anni e ora sventola sul punto più alto dell'Afghanistan. Congratulations. Thank you. Hey, very... Oh. La sera si dà il via ai festeggiamenti. È il primo traguardo raggiunto dalla squadra di Oxus. Ma ci aspettano altri giorni di duro lavoro, attimi di incertezza e di paura. Un'improvvisa scarica di sassi ha distrutto la tenda di Christophe, il medico, poco dopo che lui era partito per la parete. La cordata dei francesi, respinta dal freddo, dal maltempo e dalla stanchezza, ha dovuto rinunciare alla vetta, come anche Akmal, il componente afghano della spedizione, e Giorgio Mallucci, bloccato da un problema al ginocchio. Io stesso non sono riuscito a realizzare le riprese della parte alta della montagna e a salire la cima. Ma altrettanta gioia e soddisfazione ci hanno regalato l'arrivo in vetta della cordata composta da Irene Amrak, Marco Schenone e François Carrel. Preziosi sono stati i momenti di confronto con gli amici afghani che ci hanno aiutato. Il comandante Ghulam Saki, Sefat Mir, il nostro interprete, come in fondo ricorderemo con simpatia anche Maran Beg, il nostro cuoco ufficiale, anche se non molto esperto, a nostro parere, nell'arte culinaria. Giorni intensi, che si sono susseguiti rapidamente. Una sequenza di attimi cristallizzati per sempre in immagini, parole, emozioni, comunicate al mondo da una remota morena alle pendici del monte Noshak, attraverso il cielo dell'Afghanistan e grazie all'universo virtuale della rete web. Il sito, messo a disposizione dalla regione Friuli Venezia Giulia, è stato il primo trampolino da cui il nostro messaggio è rimbalzato al mondo. È stata quasi una provocazione il dire «la guerra è finita», è di nuovo possibile scalare queste bellissime montagne, ritornare nei Wakhan, incontrare la sua gente e aiutarla così a riprendere una vita normale. Immagini di un sogno contrastato, che rievocano attimi di gioia e attimi di disagio, momenti di piacere e momenti di fatica. È un incalzare dal ritmo crescente, un lungo tunnel di ricordi, le intense giornate di lavoro per il recupero dei campi in quota, il duro lavoro per la raccolta degli oltre 200 kg di rifiuti di ogni genere abbandonati dalle precedenti spedizioni, scatolette, corde, bombole di gas, messe nei bidoni e trasportati a valle con l'aiuto dei valligiani. L'interminabile discesa per ritornare al villaggio di Casidè,
Il viaggio di rientro in pulmino verso Kabul, con l'attraversamento della parte settentrionale dell'Afghanistan, dal 12 al 17 agosto 2003. 6 giorni, per compiere poco più di 500 chilometri, su piste terribili che costituiscono l'arteria principale di collegamento con la capitale, l'unica al momento percorribile. Altri momenti e situazioni impreviste a cui far fronte alla meno peggio, per arrivare in tempo all'aeroporto di Kabul, da dove una volta alla settimana parte l'unico volo diretto nella lontana Europa. Immersi in paesaggi incredibili che si alternano nelle 10 ore quotidiane di trasferimento. Le notti trascorse in luoghi di fortuna, dove nessuno si fermerebbe se non costretto, nella totale privazione di igiene e l'esagerata abbondanza di insidiosi ospiti indesiderati nel sacco a pelo. Quasi ingoiati dall'Afghanistan, dalle sue selvagge ed altrettanto belle gole rocciose, ancora cosparse di guerra, di desolanti e lugubri totem della civiltà contemporanea. Attoniti dinanzi ai vuoti incomprensibili lasciati dalla follia criminale dei talebani. Davanti agli sguardi, ai sorrisi, a situazioni di vita che i più non possono nemmeno immaginare, né noi potremo mai dimenticare. Superata la valle del Gorband e lo Shibar Pass, l'ultima parte di difficile strada nelle incassate valli montagnose tra la catena del Hindu Kush, giungeremo a Charikar e dopo gli ultimi 70 chilometri, gli unici di strada finalmente asfaltata, a Kabul. Sono gli ultimi frammenti della nostra avventura, tra i tanti volti curiosi della gente nei villaggi. La polvere che si infila ovunque. E poi tutto questo continuerà a vivere solo in una dimensione immaginaria. Guardo dal finestrino dell'aereo che ci sta riportando a Francoforte le montagne desolate sotto di noi. Al nostro arrivo non distinguevo che sabbia e rocce. Ora vedo le strade, i villaggi, il brulicare di vita che pervade questo paese dimenticato dal bene. Forse è proprio questa la cosa che è più cambiata con questo viaggio. Quella che prima di atterrare in Afghanistan ci appariva come un qualcosa di indistinto, una terra arida di solo deserto e montagne, ora scorre davanti ai nostri occhi, nei minimi dettagli, attraverso i nostri ricordi. Siamo cambiati anche dentro. Una bandiera di pace sventola sulla cima più alta della remota regione del Badakhshan, su una sperduta montagna del Hindu Kush afghano. La sua immagine si fonde, come se fosse tutt'uno, con quella degli sguardi dei piccoli angeli che ci hanno sorriso ovunque andassimo. È un'immagine di speranza, tra le prime in Afghanistan, dopo le troppe viste di solo odio, morte e disperazione. زدم لافی محبت با تو ای نامرد ندانستم زدم لافی محبت با تو ای نامرد ندانستم اگر من بعد از این سوی تو بینم سخت نامردم اگر من بعد از این سوی تو بینم سخت نامردم حرفی تو میندش زی غوغای رقیبان آوازی سگان کم نکند رزقی گدا را آوازی سگان